Sì, siamo giunti alla 23esima edizione. L'inizio della stessa è nata nel 2002, ma di fatto solo il Covid è riuscito a fermarsi nel 2021 e 2022. Poi comunque è sempre stata realizzata e si spera anche nel migliore dei modi, come lo è quest'anno. Ci abbiamo messo molta cura per ciò che riguarda la presenza di diversi proloco, ma non solo, ma anche di cercare di migliorare quelle che sono le proposte gastronomiche, non solo quelle, anche le proposte culturali, essendo una manifestazione che è in gran parte rivolta alle famiglie, anche con bambini, e che in qualche modo hanno la voglia anche, oltre che a degustare i piatti tipici delle Proloco, anche quello di divertirsi. Presidente, è la festa della comunità e della qualità friulana. Le novità di quest'anno? Sì, le novità di quest'anno sono di aver aggiustato diversi menù con diverse novità. L'avevo detto prima in presentazione, c'è la salsiccia da bere, che quindi è una cosa abbastanza particolare, che in qualche modo penso che tutti siano abituati a mangiare la salsiccia in altro modo, ma non a berla. E questo è un po' una novità, ma è anche come si dice, una curiosità che fa sì che la cosa possa incuriosire in tanti, ma per poterla assaggiare dovete venire a Villa Manin. E quindi è questo che noi vi chiediamo, che in qualche modo, senza svelare quelle che sono altre novità che sono molto, molto interessanti. Non mancheremo, ci ripete le date? 16, 17, 23, 24, 25. E con la novità di quest'anno che alcuni giorni siete aperti sia a pranzo che a cena, cioè il sabato e la domenica, sabato 16 maggio, domenica 17 maggio e domenica 24 maggio. Sì, questo è sempre stato fatto, a parte il venerdì, ma abbiamo sempre tenuto aperto sia al pranzo che alla cena. Quindi sempre nel corso degli anni l'abbiamo fatto, insomma, questo, ecco. Ringraziamo il Presidente e appuntamento a Villa Manin. Grazie, ringrazio tutti i radioascoltatori di Radio.0 e è un invito ufficiale a venire a Villa Manin per degustare le tipicità tipiche appunto delle Proloco. Grazie.